Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. La pace sia con voi. E con il vostro spirito. Fratelli e sorelle, presenti, in pochi, presenti attraverso le frequenze di La Tenda TV, vi saluto, vi do il benvenuto a questa celebrazione eucaristica nella sesta domenica del tempo pasquale. Continuiamo a vivere, pur in questo momento di ristrettezza e di privazione di una partecipazione fisica, continuiamo a vivere l'incontro con il Signore, con la Sua parola, con Lui che viene spiritualmente nel nostro cuore, nella nostra vita. Prepariamoci all'ascolto della parola e all'incontro con il Signore, anzitutto chiedendo che Egli purifichi nella sua misericordia i nostri cuori e la nostra vita e ci renda davvero meno indegni di partecipare ai santi misteri. Signore, che sei l'eterno sacerdote della nuova alleanza, abbi pietà di noi. Cristo, che ci edifichi come pietre vive nel Tempio Santo di Dio, abbi pietà di noi. Cristo, pietà. Signore, che ci fai concittadini dei santi nel regno dei cieli, abbi pietà di noi. Signore, pietà. E Dio Onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Amen. Gloria a Dio nell'alto dei cieli e pace in terra agli uomini di buona volontà. Noi ti lodiamo, ti benediciamo, ti adoriamo, ti glorifichiamo, ti rendiamo grazie per la tua gloria immensa. Signore Dio, Re del cielo, Dio Padre onnipotente, Signore Figlio unigenito, Gesù Cristo, Signore Dio, Agnello di Dio, Figlio del Padre, tu che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Tu che togli i peccati del mondo, accogli la nostra supplica. Tu che siedi alla destra del Padre, abbi pietà di noi, perché tu solo il Santo, tu solo il Signore, tu solo l'Altissimo Gesù Cristo, con lo Spirito Santo, nella gloria di Dio Padre. Amen. Preghiamo. Dio Onnipotente, fa che viviamo con rinnovato impegno questi giorni di letizia in onore del Cristo risorto, per testimoniare nelle opere il memoriale della Pasqua che celebriamo nella fede, per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio e vive e regna con te
nell'unità dello Spirito Santo, per tutti i secoli dei secoli. Dagli Atti degli Apostoli. In quei giorni Filippo, sceso in una città della Samaria, predicava loro il Cristo, e le folle unanimi prestavano attenzione alle parole di Filippo, sentendo parlare e vedendo i segni che egli compiva. Infatti, da molti indemoniati uscivano spiriti impuri, e mettendo alte grida, e molti paralitici e storpi furono guariti. E vi fu grande gioia in quella città. Frattanto gli apostoli a Gerusalemme seppero che la Samaria aveva accolto la parola di Dio e inviarono a loro Pietro e Giovanni. Essi scesero e pregarono per loro perché ricevessero lo Spirito Santo. Non era infatti ancora disceso sopra nessuno di loro, ma erano stati soltanto battezzati nel nome del Signore Gesù. Allora imponevano loro le mani e quelli ricevevano lo Spirito Santo. Parola di Dio. Rendiamo grazie a Dio. Acclamate al Signore, voi tutti della terra. Acclamate al Signore, voi tutti della terra. Acclamate Dio, voi tutti della terra. Cantate la gloria del suo nome, dategli gloria con la lode. Dite a Dio, terribili sono le tue opere. Acclamate al Signore, voi tutti della terra. A te si prostri tutta la terra. A te canti inni, canti al tuo nome. Venite e vedete le opere di Dio, terribile nel suo agire sugli uomini. Acclamate al Signore, voi tutti della terra. Egli cambiò il mare in terraferma. Passarono a piedi il fiume, per questo in lui esultiamo di gioia, con la sua forza domina in eterno. Acclamate al Signore, voi tutti della terra. Venite, ascoltate voi tutti che temete Dio, e narrerò quanto per me ha fatto. Sia benedetto Dio che non ha respinto la mia preghiera, non mi ha negato la sua misericordia. Acclamate al Signore, voi tutti della terra. Dalla prima lettera di San Pietro Apostolo. Carissimi, adorate il Signore Cristo nei vostri cuori, pronti sempre a rispondere a chiunque vi domandi ragione della speranza che è in voi. Tuttavia, questo sia fatto con dolcezza e rispetto, con una retta coscienza, perché nel momento stesso in cui si parla male di voi, rimangano svergognati
quelli che malignano sulla vostra buona condotta in Cristo. Se questa infatti è la volontà di Dio, è meglio soffrire operando il bene che facendo il male, perché anche Cristo è morto una volta per sempre per i peccati, giusto per gli ingiusti, per ricondurvi a Dio, messo a morte nel corpo, ma reso vivo nello spirito. Parola di Dio. Rendiamo grazie a Dio. Se uno mi ama, osserverà la mia parola, dice il Signore, e il Padre mio lo amerà, e noi verremo a Lui. Alleluia, alleluia, alleluia. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Dal Vangelo secondo Giovanni. A te, o Signore. In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli: se mi amate, osserverete i miei comandamenti, e io pregherò il Padre ed egli vi darà un altro Paraclito, perché rimanga con voi per sempre, lo Spirito della verità, che il mondo non può ricevere perché non lo vede e non lo conosce. Voi lo conoscete perché egli rimane presso di voi e sarà in voi. Non vi lascerò orfani, verrò da voi. Ancora un poco e il mondo non mi vedrà più. Voi invece mi vedrete, perché io vivo e voi vivrete. In quel giorno voi saprete che io sono nel Padre mio e voi in me e io in voi. Chi accoglie i miei comandamenti e li osserva, questi è colui che mi ama. Chi ama me sarà amato dal Padre mio e anch'io lo amerò e mi manifesterò a lui. Parola del Signore. Lode a te, o Cristo. Se mi amate, questi è colui che mi ama. Chi ama me? Nelle poche righe del brano evangelico che abbiamo ascoltato, queste tre espressioni mi hanno particolarmente colpito. Chiaramente ci fanno capire che il tema di questo breve brano del Vangelo è evidentemente l'amore, soprattutto l'amore che noi siamo chiamati ad avere, a nutrire verso Gesù. Se mi amate, colui che mi ama. È possibile amare Gesù? È possibile volergli bene? Me lo chiedeva tanti anni fa, quando ero giovane cappellano in una parrocchia, una ragazza la quale desiderava amare Gesù, lo desiderava con tutto il suo cuore, ma faceva fatica a sentire un sentimento di amore come lei avrebbe desiderato. Che cosa vuol dire amare Gesù? Credo che anzitutto voglia dire credere in Lui, accogliere cioè la sua parola come una parola che si rivolge a ciascuno di noi, che ci parla di cose che toccano la nostra vita, gli aspetti più importanti della nostra esistenza, in modo vero. A credere in Lui vuol dire anche prendere atto non solo di quello che Egli ci
dice, ci ha detto, ma anche di quello che ci ha donato, la sua stessa vita. La sua stessa vita. Cristo è morto una volta per sempre per i peccati, a favore dei peccatori, giusto per gli ingiusti, per ricondurvi a Dio, ci dice San Pietro nella seconda lettura. Credere cioè che Gesù ci ha voluto bene, al punto da dare la sua stessa vita per noi. Se noi veramente accogliamo questo annuncio che è il cuore del Vangelo, lieto annuncio, il Signore ti ha voluto bene fino a dare la sua vita per te, allora credervi non significa più soltanto ammettere che possa essere avvenuto così, ma comporta inevitabilmente un sentimento di amore riconoscente. Mi hai amato fino a dare la tua vita per me. Se questo io lo accolgo come vero, come realmente avvenuto, come posso non nutrire gratitudine, riconoscenza, amore riconoscente? Pensate, se è possibile, come succede, se è possibile appassionarsi, cioè sentire trasporto e passione emotiva anche per qualche personaggio storico del passato, sono appassionato di Beethoven, sono appassionato del Mahatma Gandhi, tante persone lo dicono, lo fanno, persone che peraltro non ci hanno minimamente amato, che non hanno minimamente dato la loro vita per noi, per me. Ma se è possibile appassionarsi di queste persone soltanto ammirando il loro pensiero, le loro opere, quanto più dovrebbe essere possibile appassionarsi per certi aspetti, innamorarsi di Gesù che ha dato la sua vita per noi. Se ci fermassimo soltanto ad ammirare il suo pensiero e le sue opere, potremmo provare verso Gesù ammirazione, stima, apprezzamento, non molto di più. Gesù invece è morto una volta per sempre per i peccati, giusto per gli ingiusti, per ricondurci al Padre. Messo a morte nel corpo, ma reso vivo nello spirito, aggiunge San Pietro. Dobbiamo procedere. Ed è proprio per questo che è possibile nutrire verso Gesù una fede che non è semplice ritener per vero, ma è una relazione personale di amore, perché Gesù è vivo, è vivo. Lo dice Gesù stesso nel Vangelo: voi invece mi vedrete perché io vivo e voi vivrete. Certo, noi vivremo di questa relazione e grazie a questa relazione. Gesù ci dà la sua vita perché noi possiamo vivere veramente. Senza di questa relazione noi rimaniamo viventi, certo, fisicamente, ma rimaniamo orfani. E quante volte può capitare nella vita di una persona di sperimentare questa terribile sensazione, essere orfani, la sensazione cioè della solitudine di colui che a un certo punto della sua vita ha l'impressione che nessuno, proprio nessuno, si interessi di lui, si prenda cura di lui, possa fare qualcosa per lui. Momenti come questi capitano a tutti gli uomini e donne di questo mondo. Per fortuna sono rari questi momenti, ma capitano, come capitano, e possono anche condurre al suicidio. Anzi, sono proprio queste sensazioni che conducono al suicidio. Non vi lascerò orfani. Ecco che cosa ci dona Gesù, ci ha dato la sua vita, ma reso vivo nello spirito, e proprio per questo capace di una relazione vivente con noi. Non vi lascerò orfani, verrò da voi. Gesù ci fa questa promessa e la mantiene.
La mantiene anzitutto con il dono dello Spirito Santo. Io pregherò il Padre ed Egli vi darà un altro paraclito perché rimanga con voi per sempre. Perché Gesù dice un altro paraclito. Ce n'era un altro, certo. Il primo paraclito è Lui, è Gesù stesso. Paraclito significa consolatore, significa più propriamente avvocato. Ebbene, avvocato difensore. Ebbene, Gesù ha veramente svolto questo ruolo verso di noi ingiusti, cioè lontani da Dio, prendendo le nostre difese, dando a noi, per noi la sua vita. C'è un testo nel Nuovo Testamento, Gesù avvocato presso il Padre, paraclito. Verrà a noi con un altro paraclito, lo Spirito Santo, ma verrà a noi ancora nei segni del pane e del vino. Lo sappiamo. E prima ancora nel segno della sua parola, che sempre continua a rivolgerci. Parola del Signore, abbiamo detto dopo la lettura del Vangelo, rendiamo grazie. Parola del Signore, lode a te, o Cristo, lode a te, è Gesù che ci parla. E poi nel segno della comunità cristiana che ci ha generato e ci sostiene e della quale noi stessi facciamo parte, diventando capaci di sostenere gli altri. E potremo continuare in un segno che molto spesso misconosciamo, ma che è realmente segno della presenza di Gesù, i poveri e i bisognosi. In questo momento in cui noi avvertiamo con grande forza il bisogno di qualcuno che dia sostegno, luce, speranza alla nostra vita, queste parole, questa promessa di Gesù costituiscono un grande dono, una grande luce, una grande consolazione. Chiediamo allo Spirito Santo, che ci prepariamo a celebrare fra 15 giorni nella solennità di Pentecoste, ma che tutti abbiamo ricevuto nel battesimo e negli altri sacramenti e che agisce in noi. Chiediamo allo Spirito Santo che ci faccia comprendere queste parole che Gesù ci ha rivolto, che ci aiuti a credere in esse, che ci aiuti soprattutto a viverle. Viverle come? Osservando i comandamenti di Gesù. Se mi amate, osserverete i miei comandamenti. Quei comandamenti che ci invitano certo ad amare Lui, ma che ci insegnano a rendere concreto questo amore attraverso l'amore ai fratelli, soprattutto ai più bisognosi. Dove lo incontreremo? Avevo fame, mi avete dato da mangiare, avevo sete, mi avete dato da bere, ero povero, solo, forestiero, mi avete accolto. Signore, aiutaci davvero a volerti bene, proprio alla luce dell'amore che tu ci dai, e allora davvero non saremo mai più orfani. Io credo in Dio, Padre Onnipotente, Creatore del cielo e della terra, e in Gesù Cristo, suo unico Figlio, nostro Signore, il quale fu concepito di Spirito Santo, nacque da Maria Vergine, patì sotto Ponzio Pilato, fu crocifisso, morì e fu sepolto, discese agli inferi. Il terzo giorno risuscitò da morte, salì al cielo, siede alla destra di Dio Padre Onnipotente. Di là verrà a giudicare i vivi e i morti. Credo nello Spirito Santo, la Santa Chiesa Cattolica, la comunione dei santi, la remissione dei peccati, la risurrezione della carne, la vita eterna. Amen. Fratelli e sorelle, Dio ama l'umanità a cui propone Gesù Cristo, sua parola vivente. Il
Padre è accanto a noi per la presenza del suo Figlio unigenito e dello Spirito Santo. Rassicurati da questo abbraccio, affidiamo con fiducia a Dio le preoccupazioni per noi, per la Chiesa, per il nostro Paese e il mondo intero. Preghiamo insieme, diciamo: ascoltaci, Signore. Ascoltaci, Signore. Perché la comunione divina che lo Spirito realizza nel cuore dei discepoli si sveli nella vita della Santa Chiesa a tutti i livelli, nelle parrocchie, nella diocesi, nella Chiesa universale. Preghiamo. Ascoltaci, Signore. Perché le restrizioni imposte dal contrasto alla pandemia portino il frutto sperato e la prova a cui siamo tutti sottoposti ci renda migliori nella fede, nella speranza, nella carità. Preghiamo. Ascoltaci, Signore. Perché la nostra Chiesa di Vittorio Veneto si rigeneri per l'esperienza dello Spirito Santo, rimarginando le ferite di isolamento, di lutto, di preoccupazione che si sono consumate in questi mesi. Preghiamo. Ascoltaci, Signore. Perché la sapienza divina illumini governanti, amministratori e cittadini tutti nella formulazione di leggi giuste e nella loro osservanza intelligente per la cura delle situazioni più difficili è un progresso da condividere nella solidarietà. Preghiamo. Ascoltaci, Signore. Per le persone che soffrono di più l'isolamento imposto dalle restrizioni di queste settimane, per malattia, disagio, anzianità, povertà, lo Spirito Santo, che non li lascia soli, doni consolazione e forza. Preghiamo. Ascoltaci, Signore. Per tutti i defunti, specialmente quelli a cui non abbiamo potuto offrire il commiato desiderato, perché godano in cielo di quella comunione che qui sulla terra hanno desiderato e sperato. Preghiamo. Ascoltaci, Signore. O Dio, che ci hai redenti nel Cristo, tuo Figlio, messo a morte per i nostri peccati e risuscitato alla vita immortale, confermaci con il tuo Spirito di verità, perché nella gioia che viene da te siamo pronti a rispondere a chiunque ci domandi ragione della speranza che è in noi, per Cristo nostro Signore. Amen. Ec dies quam fecit Dominus, exultebus et letebur in ea. Alleluia, 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 alleluia. Confitemini Domino, quoniam bonus, quoniam in saeculum misericordia Benedetto Santo Signore, Dio dell'universo, la tua bontà di Ec dies quam fecit Dominus, exultebur in ea. Alleluia, alleluia, alleluia.
consumata nel nome di Cristo, possa offrire il sacrificio gradito a Dio, Padre Onnipotente. Il Signore riceva dalle tue mani questo sacrificio, a lode e gloria del suo nome, per il bene nostro e tutta la sua santa Chiesa. Accogli, Signore, l'offerta del nostro sacrificio, perché rinnovati nello Spirito possiamo rispondere sempre meglio all'opera della tua redenzione, per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, proclamare sempre la tua gloria, o Signore, e soprattutto esaltarti in questo tempo nel quale Cristo, nostra Pasqua, si è immolato. Egli continua ad offrirsi per noi e intercede come nostro avvocato. Sacrificato sulla croce, più non muore e con i segni della passione vive immortale. Per questo mistero, nella pienezza della gioia pasquale, l'umanità esulta su tutta la terra e con l'assemblea degli angeli e dei santi canta l'inno della tua gloria. Santo, 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 il Signore Dio dell'universo, i cieli e la terra sono pieni della tua gloria. Osanna, Osanna, Osanna nell'alto dei cieli. Osanna, Osanna, Osanna nell'alto dei cieli. Benedetto colui che viene nel nome del Signore. Osanna, Osanna, Osanna nell'alto dei cieli. Osanna, Osanna, Osanna nell'alto dei cieli. Padre veramente santo, fonte di ogni santità, santifica questi doni con l'effusione del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue di Gesù Cristo, nostro Signore. Egli, offrendosi liberamente alla sua passione, prese il pane e rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti. Questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi. Dopo la cena, allo stesso modo, prese il calice e rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti. Questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede. Ogni volta che mangiamo di questo pane e mettiamo a questo calice, annunciamo la tua morte, Signore, nell'attesa della tua venuta.
celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza e ti rendiamo grazie per averci ammessi nella tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra e qui convocata nel giorno in cui il Cristo ha vinto la morte e ci ha resi partecipi della sua vita immortale. Rendila perfetta nell'amore in unione con il nostro Papa Francesco, il nostro Vescovo Corrado e tutto l'ordine sacerdotale. Ricordati dei nostri fratelli che si sono addormentati nella speranza della risurrezione e di tutti i defunti che si affidano alla tua clemenza. Ammettili a godere la luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia, donaci di aver parte alla vita eterna, insieme con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, con San Giuseppe il suo sposo, con gli Apostoli e tutti i santi che in ogni tempo ti furono graditi, e in Gesù Cristo tuo Figlio canteremo la tua gloria. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Amen. Obbedienti alla parola del Salvatore e formati al suo divino insegnamento, osiamo dire: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberarci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Tuo è il regno, tua la potenza e la gloria in sé. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare i nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. E la pace del Signore sia sempre con voi. E con il tuo spirito. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio, che togli i peccati
Beati gli invitati alla cena del Signore, ecco l'agnello di Dio che toglie i peccati del mondo. O Signore, non sono degno di partecipare alla tua messa, ma di soltanto una parola e io sarò salvato. Preghiera per la comunione spirituale. Gesù mio, io credo che sei realmente presente nel Santissimo Sacramento. Ti amo sopra ogni cosa e ti desidero nell'anima mia. Poiché ora non posso riceverti sacramentalmente, vieni almeno spiritualmente nel mio cuore. Io ti abbraccio e tutto mi unisco a te. Non permettere che mi separi mai da te. Signore, aiutaci ad ascoltare e ad osservare i tuoi comandamenti, affinché tu possa rimanere in noi in eterno. Non vi chiamo più servi, ma amici, perché tutto ciò che il Padre mi ha rivelato l'ho fatto conoscere a voi. Se mi amate osserverete i miei comandamenti, e io pregherò il Padre ed egli vi darà un altro Paraclito, perché rimanga con voi per sempre. Non vi chiamo più servi, ma amici, perché tutto ciò che il Padre mi ha rivelato l'ho fatto conoscere a voi. Non vi lascerò orfani, verrò da voi. Voi mi vedrete, io vivo e voi vivrete. Non vi chiamo più servi, ma amici, perché tutto ciò che il Padre mi ha rivelato l'ho fatto conoscere a voi. Preghiamo. Dio grande e misericordioso, che nel Signore risorto riporti l'umanità alla speranza eterna, accresci in noi l'efficacia del mistero pasquale con la forza di questo sacramento di salvezza, per Cristo nostro Signore. Amen. Prima della conclusione della solenne benedizione propria del tempo pasquale, un grande grazie agli operatori della Tenda TV che in questo tempo, a cominciare dalla liturgia delle ceneri, hanno accompagnato con la messa in onda delle sante celebrazioni eucaristiche il nostro tempo di privazione di celebrazioni con la presenza dei fedeli. Grazie di cuore.
prossima settimana riprenderà la possibilità di celebrare con la presenza dei fedeli. Quindi per il momento sospendiamo questa celebrazione e speriamo che non sia più necessario rimetterla in piedi. Coloro che non potranno partecipare alle celebrazioni delle loro parrocchie avranno certamente la possibilità di seguire attraverso le trasmissioni televisive delle celebrazioni, c'erano anche prima e continueranno. Un grande augurio che questa esperienza ci aiuti ad apprezzare, come succede a volte per la salute, che quando viene a mancare la si apprezza molto di più di prima, in cui eravamo abituati a considerarla normale, così ci aiuta ad apprezzare di più la celebrazione eucaristica realmente vissuta nelle proprie comunità parrocchiali, con la comunità cristiana, proprio perché la comunità cristiana è una realtà corporale, corporea, fisica, ecco, non è una realtà virtuale e siamo stati costretti a viverla in modo virtuale, ma la sua vera realtà, la sua vera identità è una realtà fisica, incontrarci, abbracciarci, toccarci, vederci. Ecco, e noi ci auguriamo che questo un po' alla volta possa ritornare, anche gustandolo di più, anche grazie a questa privazione a cui siamo stati costretti. Chiediamo la benedizione del Signore, chiedendogli davvero, alla luce delle parole che abbiamo ascoltato, che ci aiuti ad amarlo sempre di più, che poi comporta amarlo nei fratelli. Il Signore sia con voi. Dio, che nella risurrezione del Cristo ha operato la nostra salvezza e ci ha fatto suoi figli, vi dia la gioia della sua benedizione. Il Redentore, che ci ha dato il dono della vera libertà, vi renda partecipi dell'eredità eterna. E voi, che per mezzo del battesimo siete risorti in Cristo, possiate crescere in santità di vita per incontrarlo un giorno nella patria del cielo. E la benedizione di Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo discenda su di voi e con voi rimanga sempre. Amen. Glorificate il Signore con la vostra vita e andate in pace. Rendiamo grazie a Dio. Mattino di Pasqua traboccasti di gioia, il figlio tuo era vivo, lode a te, o Maria. Ave Maria, grazia plena, Dominus tecum, benedicta tu. Vergine di luce, tu dimori sempre presso Dio e accanto a noi